Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura la sanità, perché oggi la Regione ha presentato il piano vaccinale per gli over 80. Prenotazioni al via da mercoledì 10 febbraio per gli anziani in condizioni di fragilità. Ma partirà la campagna anche per gli under 55 di alcune categorie come il personale scolastico, universitario e per le forze dell'ordine e dell'esercito. Saranno aperte mercoledì le agende vaccinali per i 108.000 over 80 del Friuli Venezia Giulia e lunedì verranno fatte le prime inoculazioni. Lo hanno comunicato il presidente della regione Massimiliano Federica con il vice Riccardo Riccardi. La prenotazione sarà fatta tramite i CUP, le farmacie e il call center regionale, come la prenotazione di una qualsiasi visita specialistica. Non si potrà fare dal medico di medicina generale e potranno farla solamente i nati fino al 1941 compreso. 15.000 persone non autosufficienti saranno contattati dalle aziende sanitarie, mentre le altre 93.000 dovranno farlo in maniera autonoma. L'obiettivo è di arrivare a vaccinare 63.000 persone più le 15.000 non autosufficienti entro il 25 aprile. Il secondo appuntamento sarà dato contestualmente alla prima inoculazione. Le sedi saranno circa una trentina, in quanto saranno attivati anche i distretti. A livello di personale sono arrivati da Roma 50 operatori sui 100 richiesti e dei 300 necessari. La prima fase invece nel personale sanitario e delle case di riposo si concluderà il 19 marzo. L'adesione nelle residenze per anziani è stata dell'85% e sulle 48.000 persone previste, contando anche il personale sanitario, si è arrivati quota 43.000 prenotazioni. Per quanto riguarda gli under 55 per i quali sono in arrivo i vaccini AstraZeneca, al momento indicati solo per quella fascia d'età perché non testati sui più anziani, ma in futuro le cose potrebbero sbloccarsi, la Regione è in attesa di chiarimenti da parte della gestione commissariale. In questo senso si partirà dalle forze dell'ordine e poi dagli insegnanti. L'obiettivo è di farlo addirittura nelle sedi di lavoro. Resta poi da chiarire i servizi essenziali che dovranno essere indicati a livello nazionale. Con lo sblocco di altri vaccini come il Johnson & Johnson, che non richiede seconda inoculazione e la conservazione a meno 80 gradi, sarà tutto più semplice e l'auspicio è il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale. D'estate, ha confermato Massimiliano Federica, la campagna proseguirà in maniera massiccia. Entro febbraio arriveranno 40.950 dosi Pfizer, 14.200 Moderna e 25.100 AstraZeneca, che richiede sempre 2 inoculazioni, ma a distanza di 10 settimane, quindi con agende molto diverse. Questo anche per programmare l'attività, tenendo una scorta di vaccini per poter fare la seconda dose nel caso in cui ci siano ritardi nelle consegne. E intanto i medici di medicina generale sono pronti a giocare un ruolo importante sul fronte della terza fase delle vaccinazioni. Saranno loro a occuparsi delle inoculazioni per gli under 55 in buona salute. I medici di base non saranno direttamente impegnati nelle somministrazioni o prenotazioni dei vaccini agli over 80 presi in carico dalle aziende sanitarie, ma già si preparano ad affrontare la terza fase del piano vaccinale, quello che riguarda gli under 55 non affetti da particolari patologie ai quali è riservato il vaccino AstraZeneca. Tutte le persone dai 18 ai 55 anni verranno vaccinate con il vaccino AstraZeneca e verranno vaccinate dal proprio medico di famiglia. I tempi restano ancora da definire, mentre chi deve convivere con patologie importanti, a qualsiasi età, sarà vaccinato nei distretti sanitari. Le persone cosiddette fragili, cioè quelle che sono affette da malattie croniche tipo diabete, cardiopatia ischemica, cardiopatie in genere oppure tumori, sono considerate persone fragili. A queste persone saranno riservate le vaccinazioni con il vaccino Pfizer Moderna e saranno inoculate da persone dell'azienda sanitaria. Servirà una grande quantità di vaccini, insomma, che la Regione sta facendo il possibile per recuperare, come sottolinea Lucchini, il quale auspica anche l'arrivo in Italia di fiale di altri produttori. Se i vaccini sono pochi, è importante allargare la possibilità. Per esempio, il vaccino Johnson & Johnson è molto efficace e necessita di una sola inoculazione. So per certo che ci sono trattative in corso anche per acquistare il vaccino russo.
E siamo ai numeri di oggi sul fronte coronavirus. In Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 106 nuovi contagi su 1850 tamponi molecolari eseguiti, con una percentuale di positività del 5,72%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 26 casi, 6,63%. I decessi registrati sono 15, a cui se ne aggiungono altri 19 avvenuti tra gennaio e febbraio. Di questi 4 nel Pordenonese. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 63, mentre quelli in altri reparti sono 527, numeri comunicati dal vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha individuato 14 lavoratori in nero destinati ai vigneti della Marca. 6 di questi, pakistani, erano forniti a un'azienda agricola di Orsago da una ditta in subappalto del Pordenonese. 14 lavoratori agricoli che venivano impiegati nelle potature dei vigneti del Trevigiano in nero sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso. Le fiamme gialle, nel corso di 2 distinte operazioni, hanno portato alla luce le prestazioni irregolari. Nel primo caso, un'operazione della compagnia di Conegliano ha riguardato 6 lavoratori di nazionalità pakistana intenti a prestare la propria opera di potatori completamente in nero in un vigneto di un'azienda agricola di Orsago. I lavoratori erano forniti in appalto da un'ulteriore ditta operante in provincia di Pordenone e gestita da stranieri. Durante i controlli è stato accertato che nei confronti dei 6 lavoratori extracomunitari non era stata inoltrata alcuna comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore di lavoro, in violazione della specifica normativa in materia di impiego. Il secondo intervento, concluso dalle fiamme gialle di Vittorio Veneto, dopo un controllo alla barriera autostradale della 28 di Cordignano, di un veicolo commerciale, ha portato alla luce altri 8 lavoratori in nero di una ditta di Casier. Le 2 ditte, di Pordenone e Casier, pertanto, oltre a vedersi contestate le sanzioni pecuniarie amministrative per un importo che va da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro per ciascun lavoratore, sono state segnalate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell'attività, prevista nei casi in cui la manodopera impiegata in nero sia pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Siamo alla politica, domani nuovo giro di consultazioni per la nascita del nuovo governo. A chiudere la giornata sarà il Movimento 5 Stelle, che si dice pronto a sostenere Draghi a patto che restino centrali temi come il reddito di cittadinanza, l'ambiente e l'innovazione, come spiega il deputato friulano Luca Sut. Sentiamolo. Parallelamente alle consultazioni per il nuovo governo, noi capigruppo di commissione siamo costantemente in riunione per confrontarci sui temi e su tanti aspetti da valutare in questa delicata fase politica. Abbiamo deciso di valutare seriamente e nel merito la possibilità di far nascere un nuovo governo che sia politico e non tecnico e che sappia traghettare con saggezza il Paese attraverso un'emergenza sanitaria da cui non siamo ancora fuori. E lo facciamo in assenza di logiche del consenso, a dimostrazione del fatto che chi ci accusava di rincorrere il favore degli elettori evidentemente si sbagliava. Al netto di questo occorre adesso verificare se ci sono le condizioni per entrare in un nuovo esecutivo. Per quanto ci riguarda, le condizioni sono dettate dalla convergenza sui temi. Se il nuovo governo difenderà il reddito di cittadinanza, proseguirà le battaglie ambientaliste per la transizione ecologica e per quelle dell'innovazione nell'industria, se parlerà di banca pubblica per gli investimenti, se saprà guardare all'interesse di tutti da un punto di vista solidale, allora avrà il via libera del Movimento 5 Stelle. Solo in questo caso noi ci saremo, con la responsabilità e la lealtà di sempre che ci renderà vigili controllori di un giusto impiego delle risorse del Recovery Plan. Un'ultima parola, permettetemi, sulla figura di Giuseppe Conte, che non finiremo mai di ringraziare per la guida autorevole che ci ha dato in questi 2 anni e mezzo. Braccia incrociate questa mattina a Pordenone per 4 ore per lo sciopero del trasporto pubblico, quasi totale l'adesione sulla linea urbana. Tensione tra ATAP e sindacati, tra un mese potrebbe scattare un nuovo stop di 8 ore.
È stata altissima l'adesione allo sciopero del trasporto pubblico oggi a Pordenone. Lo stop di 4 ore, indetto dalle sigle sindacali del settore, ha visto incrociare le braccia il 90,5% del personale sulle linee urbane. Su 21 dipendenti, 19 si sono fermati in mattinata. Un numero che sale al 100% se riferito al personale ATAP, con 2 dipendenti della STI in servizio. Minore ma alta l'adesione nell'extraurbano, con 50 dipendenti su 87 fermi. Così in tanti sono rimasti a piedi nell'area cittadina, ma non sono stati creati particolari disagi all'utenza, anche perché sono state garantite le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa per il CRO di Aviano. Lo sciopero è stato proclamato a livello nazionale, con adesione delle segreterie territoriali di FILT CGIL, FIT CISL e FAISA CISAL, le quali già da tempo stanno portando avanti un braccio di ferro con ATAP, che nemmeno un incontro in prefettura è riuscito a sanare. Le sigle sindacali chiedono all'azienda pordenonese più attenzione su tempi di percorrenza, turni di lavoro, coincidenze e mancanza di servizi igienici, tutti temi sui quali non si è trovato un accordo. Per questo le 3 sigle sindacali sono pronte a un ulteriore step se la situazione dovesse restare immutata. Indire, nel giro di un mese, un ulteriore sciopero di 8 ore che potrebbe riguardare solo il pordenonese. ATAP, dal proprio canto, preferisce non commentare, in attesa di sviluppi. Chiudiamo con lo sport, il calcio domani alle 19, il Pordenone sarà in campo a Ferrara contro la SPAL, i neroverdi vogliono riscattare la sconfitta di sabato contro il Vicenza. Sentiamo mister Tesser. Il rammarico più grande è aver preso gol del 2-1, 50 secondi dopo che l'abbiamo fatto noi su un rinvio lungo della difesa e non su uno sviluppo di manovra del Vicenza. Siamo mancati lì, si era passati da un momento di euforia del gol alla voglia di andare di là ancora per farlo e abbiamo commesso un errore, perché per il resto, pur che non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, ci siamo stati. Abbiamo messo il secondo tempo il Vicenza nella propria metà campo, non ha fatto una ripartenza, non ha fatto nulla, non ha tirato una volta in porta nel secondo tempo, mentre nel primo tempo hanno fatto meglio loro. E quindi l'impegno non è mai mancato, come ho detto dopo la partita, ci è mancata magari un po' di brillantezza davanti da parte degli attaccanti. Però questo è passato, adesso abbiamo solo poche ore per preparare questa partita e concentriamoci su quella che deve venire. La SPAL ha un'ottima organizzazione di gioco, ha una qualità elevata, tecnica, giocano proprio sulla qualità, sul possesso palla, come sviluppo di gioco molto sull'ampiezza, e dovremo tenere il campo molto, molto bene. Tenere il campo bene con baricentro alto, non basso, non ci dobbiamo abbassare assolutamente come tipologia di partita, perlomeno quello che chiedo ai miei ragazzi, poi c'è la qualità loro, vediamo quello che riusciamo a fare. L'importante è non essere mai rinunciatari, anzi dobbiamo avere la mentalità offensiva al massimo, sarà anche una squadra offensiva quella che andremo a schierare. È tutto per questa sera, si parlerà ancora di sport dopo di noi con Bianconero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.